onda Filo Diretto. Eccoci, buongiorno. Dovrebbe esserci in linea già da subito anche Arturo. Arturo, ci sei? Ci sono presente, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori, un ringraziamento come al solito alla regia. Grazie Claudio Sì, della tua presenza. ma Introduci pure tu gli argomenti che dobbiamo trattare eh, e spiega perché oggi siamo io e te, ecco, a fare i conduttori. sì, certo, assolutamente. Sì, io ho ricevuto tra l'altro la chiamata da te eh, che Luigi non è, ha avuto chiamiamo un incidente domestico, un piccolo incidente domestico, piccolo grande. È stato, grazie a te, portato poi in ospedale, grazie a te che ti sei mosso velocemente per dargli un supporto e ha passato una giornata, se non sbaglio, in ospedale, ma questo magari lo puoi raccontare tu. Luigi, oggi lo lasciamo riposare, ci starà ascoltando, quindi il nostro abbraccio è importantissimo. Sì, io non sono, come vedete, non sono al 100%, perché io purtroppo ho avuto un incidente non domestico, lo stavo descrivendo un po' prima, ma cerco di fare del mio meglio come dicevo Arturo, sto imparando un nuovo mestiere, perché dopo aver fatto frigoriferi, impiantistica, essere un consulente per alcune aziende per il miglioramento di alcuni settori industriali, parlo dal movimento terra agli impianti alimentari, quindi a tutto campo, la certificazione, tutto. Quindi ho fatto veramente un grande lavoro fino ad oggi. E oggi il grande lavoro è, visto che ho imparato a fare le camere climatiche, fare simulatori ambientali, fare impianti industriali di qualsiasi genere, dal petrolchimico a tutto, adesso devo semplicemente imparare come si fa a ritornare con il cervello che fa funzionare esattamente tutto il corpo. Quindi io sono a buon punto su tante cose. Adesso sto lavorando sulla mia vista che sta migliorando e sulla parlata che ogni tanto si ingarbuglia, ma sto tornando più o meno alla normalità. Ho avuto una gran botta 2 mesi fa e diciamo il mio riposo forzato, quindi i giorni in coma che hanno fatto mi hanno un po' resettato, ma t'ho detto, sto imparando un nuovo mestiere, quindi quello di rimettermi al 100%, almeno al 100%, magari di più. Chi lo sa, che questo non possa anche sbloccare qualche cosa di diverso. E quindi oggi l'abbraccio per Luigi, che ha vissuto qualche momento non bello, in un periodo che è già difficile per lui, e spero che si rimetta veramente presto. Io oggi sono in Bulgaria e non posso essere sicuramente lì da Luigi, se no oggi sarei lì veramente da lui. E gli siamo vicini, cosa possiamo dirgli, Arturo? Intanto grazie per quello che hai fatto per dargli un supporto, per dargli una mano, perché hai fatto una cosa importantissima. Figurati, siamo quasi una grande famiglia noi, no? Cioè, una cosa che ci contraddistingue è proprio l'amicizia sincera tra noi tutti, no? Quindi il fatto che uno viva momenti difficili sente senz'altro la vicinanza degli altri, come ci hai fatto spaventare tu con il tuo Beh, incidente ed eravamo preoccupatissimi, quindi ogni giorno eri nei nostri pensieri, non dico nelle nostre preghiere perché magari qualcuno non ci crede, ma per chi ci crede eri nelle nostre preghiere e quindi abbiamo partecipato al tuo dramma, ecco, perché è stato un dramma all'inizio, non si sapeva che tu potessi ritornare in efficienza così come sei adesso. La roccia che sei è tu ha vero. dimostrato di che pasta sei fatto, quindi è la stessa pasta che di Luigi che ultimamente appunto ha preso alcune scopole dalla vita e quella dell'altro giorno non ci voleva e con un incidente domestico è scivolato in casa
e quindi portato una notte ai grandi traumatizzati dell'ospedale di Torino, ma fortunatamente gli esami, la TAC dimostrano che il nostro Luigi è di nuovo al 100%. Ovviamente ci vorrà qualche giorno perché si rimetta, perché ha un po' di punti in testa, però abbiamo rilevato che ha la testa dura, quindi, ed è tenace e continuerà con noi. Quindi penso che la settimana prossima ce l'avremo già con noi a condurre la trasmissione. Ti ringrazio proprio per il supporto che ci dai e in questa trasmissione che dai a Luigi, non indifferente, anche perché la tua professionalità e la tua competenza è una merce molto rara e soprattutto per chi ci ascolta è utile per capire alcuni problemi e dare suggerimenti, se possiamo, o almeno una chiave di lettura su alcuni problemi, in modo che la gente possa poi crearsi le loro opinioni, abbia le informazioni tecniche sufficienti e necessarie, anche quelle legislative, per poter procedere ad avere un giudizio o a risolvere i problemi che vengono posti dalla vita. Principalmente noi con Luigi, a parte questo periodo, siamo presenti a None in via Volvera per tutti i problemi collegati a quelli che possono essere problemi di confronto con le amministrazioni pubbliche. Quello che forniamo noi è proprio difendere i cittadini dalla burocrazia e soprattutto le fasce deboli che non sanno come affrontare le nuove sfide tecnologiche a cui l'amministrazione statale va incontro, tipo lo SPID o quant'altro, e quindi cerchiamo di fornire questo supporto. Adesso lasciate il palinsesto, ecco, per dire gli argomenti che vogliamo trattare, perché sei tu che sei quello che ha preparato la scaletta e quindi giustamente dici che temi dobbiamo affrontare. Stiamo aspettando, tra un poco dovrebbe arrivare Ferigo nella prima parte e poi avremo l'ingegnere nella seconda parte di trasmissione, quindi saremo un po' più tecnici, magari anche un po' più noiosi, però no, non è vero, è un po' più tecnici e sarà interessante anche la seconda parte di trasmissione. Sì, Roce, siamo qui. Io oggi posso dire che sono fortunato che posso continuare a rompere l'anima a tutti. È brutto quando si pensa che noi dobbiamo creare delle associazioni, a parte che le associazioni sono sempre nate nella storia dove c'era una mancanza, quindi nasceva il gruppo, il coordinamento, poi è diventata associazione, l'hanno burocratizzato, quindi gli hanno dato anche un nome e un cognome. Una volta erano le mamme che si mettevano insieme, una volta erano i ragazzi che si mettevano insieme, una volta erano altre comunità, famiglie che si mettevano insieme e le hanno fatte diventare associazioni. Ok, adesso avete le associazioni che vanno a colmare questa mancanza di qualcosa, di un servizio, di una qualsiasi cosa, di un'attività, eccetera. Oggi è diventato: lottiamo contro la burocrazia, siamo lì a spiegarvi come fare per vivere. Questo è l'assurdo che tu hai descritto in poche parole, ma hai descritto che la nostra attività è quella di cercare un po' di parare il postetto, no, mi veniva un termine poco radiofonico, ma mi sa che l'avete già capito tutti lo stesso. Ok, intanto l'ospite è arrivato, adesso lo annunciamo, così ci facciamo una chiacchierata anche con il nostro ospite, ma è pazzesco che noi il nostro tempo lo dobbiamo utilizzare per aiutare le persone a capire la burocrazia che dovrebbe essere stata creata per aiutarci, o no, Arturo? Sì, voglio, prima di passare la parola al nostro gradito ospite, vorrei proprio ricordare che in questi giorni
chi deve utilizzare per presentare il 730 lo SPID delle poste è diventato a pagamento, costa 6, 7 o 12 euro all'anno, non so. Per cui prima l'amministrazione statale ci costringe a utilizzare questi mezzi facendoci ventilare una gratuità dell'operazione, cioè gratuità. Tu paghi solo la prima volta alle poste quello che la fornitura dello SPID e poi uno pensava che fosse gratuita questa prestazione, adesso no. Mentre le compagnie private, diciamo così, si facevano pagare e qualcuna chiede un canone anche non molto elevato, i pensionati che vanno alle poste, che è della gran parte dei nostri utenti, no? Si sono trovati che non possono più accedere con lo SPID se non paghi la gabella annuale alle poste. Allora, per me è un controsenso che tu per accedere ai servizi dell'amministrazione statale tu debba pagare un qualcosa. Sì, si può utilizzare la carta di identità elettronica, no? Ammesso che non tutti ce l'hanno e debbano procedere a richiederla entro agosto, perché poi le carte cartacee non saranno più valide. Ma è molto più complicato usare la carta di identità elettronica, perché la carta di identità elettronica devi scaricarti un'app sul telefonino, devi cercare di abilitarla a livello 1, 2, 3 con codici e controcodici, andarti a prendere i codici che ti hanno dato quando ti hanno rilasciato. C'è tutto un percorso ad ostacoli che penalizza proprio le fasce deboli. Ed è questo che noi riteniamo scandaloso ed è questo che avviene in queste settimane, tanto per farti un esempio. E adesso magari se c'è il nostro ospite lasciamo la parola a lui, che penso che anche lui ad affrontare la burocrazia della situazione. Sì, facciamo subito intervenire il nostro ospite. Pronto? Ciao. Pronto? Sono Gianni. Ciao Gianni, come stai? Buongiorno. Buongiorno a tutti comunque. È una cosa, guarda, scandalosa, perché il discorso era proprio questo, perché io avendo l'associazione, no? Dovevamo appunto pagare anche noi perché c'avevo lo SPID e il coso. Allora però c'è una cosa, che dopo i 75 anni non te lo fanno pagare. Cioè, in pratica c'è questa clausola che se tu hai compiuto 75 anni non ti fanno più pagarlo. Però il discorso, chi è sotto, cioè non ha 75 anni deve pagare 6,80 euro, quindi alla posta 6,80 euro più il bollettino viene a fare 8 euro, quindi devi pagare per adoperarlo. Quindi l'hanno fatto apposta, sai, perché così tutti l'hanno fatto, perché chi serve, chi non serve, l'hanno fatto tutti, e adesso ma è lo stesso come i conti correnti. I conti correnti delle persone hanno obbligato che chi aveva il diritto della pensione o aveva il coso, gli hanno obbligato a fare aprire il conto corrente, perché così dopo sul conto corrente ti mettono le spese. Quindi questa è una cosa che purtroppo è una cosa un po' che l'Italia è così. Però allora, poi io volevo appunto parlare un po' dell'associazione, perché Luigi mi fa sempre parlare dell'associazione. Allora, io diciamo, faccio parte dell'Associazione Senza Limiti, è un'associazione sportiva di ragazzi disabili. Cioè, in pratica, ecco, stamattina sono appena uscito adesso dalla piscina che facciamo allenamenti. Però questa mattina abbiamo avuto le 2 squadre di calcetto. Una è partita alle 7:30 e è andata a Novara a fare diciamo, non è le finali, perché le finali saranno la prossima volta, e l'altra è andata a Monza, sempre del calcetto a 5, a fare praticamente una partita di calcetto. Domani abbiamo sempre i disabili, i ragazzi che vanno a fare a Reggio Emilia una partita di basket per la finale, che poi la finale sarà vicino a Biella, quindi quello a maggio ci sarà poi le finali anche di basket.
e quindi noi come associazione stiamo dando un servizio enorme, perché tanta gente non sa più dove andare. Addirittura, io non è che voglio dire, il comune di Torino, che ha le comunità, ci porta i ragazzi suoi, delle comunità sue del comune, a fare sport da noi, perché loro come comune non hanno più gente che riesca a portare in pratica i ragazzi a fare sport. Quindi per noi in pratica nel giro di pochi anni, siamo diventati una delle associazioni a livello Italia, se non la prima siamo subito la seconda, quindi a livello Italia. Quindi stiamo dando un servizio molto molto grande, che sono tutti, addirittura gli assistenti sociali che ci sono a Torino ci danno, cioè ci mandano ragazzi a venire a fare lo sport da noi. Quindi diciamo che come ho detto, in pochi anni siamo diventati un'associazione che sta dando tantissimo diciamo il comune di Torino. Io volevo anche dire, perché visto che diciamo poi ecco, la prossima volta, magari settimana o cosa, parliamo anche del 730, perché noi il 5 per 1000 nostro è uno delle entrate diciamo abbastanza buona per poter fare diciamo sport per questi ragazzi. Poi io ho scritto un libro di mio figlio, perché diciamo un anno fa è mancato, e in pratica ho scritto questo libro e tutto il ricavato viene dato all'associazione, cioè proprio io non voglio un centesimo, quello che lo acquistano su Amazon si può acquistare, basta solo scrivere Maurizio Gianni Ferigo, che sono io, quello che è il papà, storia di un padre che della sua famiglia che ha cambiato il mondo, cioè quindi chi lo volesse acquistare per qualsiasi motivo, perché non so, un papà o una mamma o un ragazzo con problemi, qui vi spiega un po' tutte le cose di quello che io ho passato in 45 anni, come io pratica da quando lui è nato, mio figlio. Quindi mi fa piacere se qualcheduno può acquistarlo. Come ho detto, anche il ricavato lo lascio tutto all'associazione, perché come dicevo, addirittura ci sono molte spese durante l'anno che abbiamo per far andare avanti l'associazione. Io ragazzi vi ringrazio di avermi dato questo spazio e ci sentiamo magari c'è sabato, che magari è festa, non lo so se riusciamo a collegarci o fare qualcosa, però io diciamo sono a casa, quindi non ho diciamo problemi, che sono in giro, quindi se riuscite o se ce la fate per me va benissimo. Grazie mille. Grazie a te, grazie per tutto quello che fai. Come dicevo anche prima nell'altra trasmissione, lo dico e lo ribadisco anche adesso, il bene è contagioso. Fare del bene scatena il bene nelle altre persone, nel chi guarda, nel chi viene a sapere. Quindi anche queste attività, queste azioni sono molto faticose. Grande lavoro e grazie per quello che state facendo. È tutto importante, tutto importantissimo. Ogni cosa, ogni azione portata a bene serve, e quando fa star bene qualcuno, quando aiuta a fare bene, poi è un piacere farne parte. Grazie davvero, grazie davvero. Arturo, torniamo a noi, qualche minuto ancora, poi daremo la pausa e poi ripartiamo con l'ingegnere. Ecco la parte più tecnica, ecco la parte più divertente per me, magari anche per te, Arturo, che dici? Certamente, sì, non che non sia divertente la prima parte, dare queste informazioni, perché tante volte ti arrabbi, come quello che ha segnalato appunto l'amico, in cui ti danno dei servizi e ti costringono a usarli gratuitamente e poi te li fanno pagare, quindi Sì. Questo
queste informazioni non sono divertenti, sono quelle che ti fanno crescere un po' la rabbia, no? Dentro, perché è uno Stato che non pensa a chi ha questi problemi. Cioè viviamo in uno Stato ancora sullo stile, oserei dire borbonico, no? Dove c'è il timbro, il bollo, la tassa su questo, su quell'altro, quando in un sistema economico moderno come quelli anglosassoni, tu vai, io ho dei parenti negli Stati Uniti, ma quando gli racconto del bollo, del timbro, che serve il timbro, si dice: ma voi siete matti, siete ancora al Medioevo, nell'era della tecnologia, il bollo, i diritti di segreteria e queste cose qua, cioè, sono tutte cose che rendono difficile la vita ai cittadini. Tu non sai se ci va il bollo da 16, da 32, da che ne so, se hai bisogno di fare un documento, no? Lo Stato fa delle opere, ha fatto un portale dove adesso tu puoi richiedere alcuni certificati senza andare al comune e scaricarteli direttamente. Però anche in questo contesto tu hai la facilità di accesso, però la difficoltà è poi pagare, perché pensa un anziano, arriva lì, paghi il bollo, no, non puoi pagarlo in contanti, quindi devi avere o una carta di credito, o devi avere un IBAN, o devi farti una PostePay per non dare la carta di credito in internet. Immagina, cioè, una semplificazione che poi per pagare le stupidaggini, perché a volte devi pagare 0,50 o €1 il certificato, e metti su un meccanismo che adesso magari con l'informatica non costerà nulla, ma per avere 32 centesimi per il diritto di segreteria sei costretto ad andare a pagare magari €1 cioè, è una cosa che io ritengo fuori dal mondo e non degna di un paese civile. Dobbiamo imparare, e poi vi spiego qual è stata la mia soluzione temporanea. Bisogna fare un conto semplice. Quando uno dice: vabbè, €1, pagato €1 di tasse, sì. Andate a guardare su qualche sito, non ve li dico qui, ma ci sono alcuni siti dove queste cose sono molto controllate, perché vanno a vedere i bilanci, perché vanno a vedere, è tutto automatico. Con l'AI oggi si fanno veramente anche cose meravigliose. Si fanno anche, l'importante è non far comandare l'AI, quindi fare le domande giuste per aiutarci a facilitarci la vita, l'esistenza, la comprensione di alcune cose. Una spiegazione migliore, ok? Andate a guardare, €1, sì, vabbè, ho speso €1, poi scoprite che questi signori delle poste magari fanno 10 milioni di movimenti l'anno, e dici, moltiplicati per €1, ops, abbiamo tappato un buco del bilancio. Provate a pensare quando le poste facevano solo le poste, quindi tutto viaggiava con le poste, poi sono arrivate le email e le poste hanno perso una fetta di mercato molto importante, perché istantaneamente, in modo gratuito o pagando un piccolo abbonamento internet, si potevano mandare le fatture via email. Parlo di aziende come quelle che avevo io qui in Italia tanti anni fa. Si mandavano le fatture via email, poi hanno fatto la posta certificata, anche lì dovevi pagare un obolo, hanno cominciato a mettere gli obblighi. Le poste hanno inventato che volevano diventare una banca, hanno fatto, non so se bene o male, si sono presi una fetta del mercato grande, forse più piccola di quella che pensavano, poi hanno tentato altre cose fantasiose. Le ultime sono queste: i bollettini li togliamo da una parte. Alla fine sono diventate aziende dove il CEO dell'azienda, quindi il boss dell'azienda, che se non sbaglio è nominato dal governo, se non mi ricordo male, perché è un'azienda di Stato di fatto in parte, ma le fanno diventare aziende pensanti, quindi bilanci, e tu sei bravo non se dai un buon servizio come potrebbe essere un'azienda di Stato, tu sei bravo se fai guadagnare. Se fai guadagnare il tuo segno è più, quindi tu sei bravo, se no a casa arriva un altro. Quindi si stanno inventando la tassa sullo speed, i €12 di qui, €5 di là, gli €8 di là, i €2 di bollettini. Io mi ricordo quando io pagavo, poi facciamo una pausa, anzi forse è meglio che la facciamo subito,
perché l'argomento è tosto e poi diamo la parola a QD. Allora, diamo spazio alla pubblicità e Arturo e poi riprendiamo noi. Va bene, ok. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Anche tu da qualche tempo hai quei fastidiosi dolori alle spalle, alle ginocchia, ai gomiti, alle anche e il tuo medico le ha classificate come artrosi? Aiutati attraverso ACEUC2. ACEUC2 è il nostro integratore alimentare a base di collagene nativo non denaturato di tipo 2, quello che aiuta le cartilagini a rigonfiarsi di collagene in modo che le articolazioni non si tocchino e non si sfreghino più. È un prodotto completamente naturale, stamattina in offerta speciale per voi. Chiamate subito 030 68 40 408. Vuoi provare il trattamento di 30 giorni? 35 euro. Vuoi provare il trattamento di 60 giorni? 60 euro. Vuoi provare il trattamento di 90 giorni? 79 euro. Ma se acquisti il trattamento di 4 mesi, 120 giorni di trattamento, un prezzo straordinario speciale per voi se chiamate subito lo 030 68 40 408, dite ho ascoltato Radio Libertà, avete prezzo straordinario, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio. Solo ed esclusivamente adesso se chiamate subito lo 030 68 40 408. Di nuovo a voi la linea. Eccoci di ritorno. Eccoci di ritorno, sì. Questi signori si sono inventati un sacco di modi per sanare i propri bilanci e tutto va sempre a nostro sfavore. Perché ci aggiungono €1, €1,25, €1,80, €2, €6, moltiplicato per i milioni di movimenti che fanno al mese magari o all'anno, sono soldi. Io ricordo ai tempi di bollettini postali, quando la persona, parlo dell'iscrizione o il rinnovo in ACP, mi raccomando, ecco un altro messaggio importante, e poi torno a questo argomento. Quando fate l'iscrizione, quando fate il rinnovo, quindi quando fate il classico bollettino che per voi non è cambiato, per voi è sempre uguale, perché loro non cambiano, questi signori, cambiano la burocrazia interna. Voi arriva la strisciata del bollettino a 2 o a 3, lo compilate, gli scrivete tutti, i vostri dati, il vostro numero di targa, il vostro nome e cognome, rinnovo per... A me quel foglio non ci arriva. Ci arrivano i soldi, per adesso, forse ci arrivano tutti, forse non possiamo controllarli, ma non sappiamo chi ci ha fatto il versamento di 30 euro. Quindi poi troviamo il socio incazzato che dice: oh, 2 mesi fa ho fatto il bollettino, non mi hai fatto il rinnovo. Non lo sappiamo. Abbiamo visto che sono arrivati 30 euro. Ah, erano i tuoi. Boh, li segniamo. Quindi vi invitiamo, usate i nostri canali che avete, usate il nostro WhatsApp che avete. Quando fate il versamento del rinnovo in posta, perché siete comodi con le poste, potete usare la carta, potete fare in 1000 modi, ma siete comodi col bollettino postale, va benissimo, non è che non vada bene, va benissimo. Fategli una foto a quel benedetto bollettino e mandatecela via WhatsApp, o mandatecela via email, o mandatecela via piccione viaggiatore, o fate in qualche modo voi, perché le poste italiane questa cosa non la fanno più. E non vado contro le poste, hanno deciso di risparmiare probabilmente un settore che aveva un costo interno, devono fare in modo che i loro bilanci siano quadrati e hanno tolto questo servizio. Quindi una volta ci spedivano i bollettini postali la copia originale, cioè quello che tagliavano, a noi arrivava. Ci arrivavano i bustoni alti così, bustoni da chilo, con tutti i bollettini, ogni settimana, ogni mese, cioè ci arrivavano. Prima ogni settimana, poi ogni mese.
poi non sono arrivati più. Poi al posto dei bollettini ci arrivavano le scansioni dei bollettini. Quindi in un foglio A4 c'erano magari 3 bollettini diversi di 3 persone diverse. C'erano le scansioni. Adesso non ci arrivano più nemmeno quelle. Quindi l'unico modo che abbiamo per sapere che voi avete fatto il rinnovo o l'iscrizione in ACP o l'iscrizione o la donazione all'associazione o l'aiuto a qualcuno è fare 2 azioni. Uno, sì, il versamento, spiegando bene sul bollettino cosa volete fare, fategli una foto e inviatecela, perché non abbiamo altro modo che voi per sapere cosa avete fatto. Quindi noi possiamo fidarci solamente di voi. Purtroppo delle poste non possiamo fidarci. Perché hanno fatto questa azione, che mi provino il contrario, non c'è nessun problema. Io non sto dicendo che hanno, cioè, secondo me hanno sbagliato. Io sono un utente da ventina d'anni, anzi forse anche di più con l'associazione, anche 30 quasi, e mi trovo in difficoltà adesso a spiegare ai soci che il loro rinnovo è arrivato, ma non è stato fatto il rinnovo, quindi non ha potuto fare la polizza con l'assicurazione, non ha potuto, perché non ha la tessera. E questa cosa, ci sono stati già un'altra serie di problemi che abbiamo risolto, gestiti in modo differente, non tanto risolto, ma gestiti in modo differente, in modo intelligente, usando anche la tecnologia, e ci ha permesso di essere migliori, essere più veloci. Questa cosa la dovete fare voi. Quindi quando fate il versamento del rinnovo in ACP o al registro padano veicoli storici, mi raccomando, fatecelo sapere. Comunicate con noi direttamente senza pensare che qualcuno lo faccia al posto vostro, perché non lo fanno, purtroppo. Arturo, questa roba qua ci siamo Sì, caduti anche ma noi è la è dura. stessa, se posso aggiungere, proprio come nota dolente anche per la burocrazia, a parte il fatto che nel nostro campo tu sai benissimo che le notifiche, ad esempio le notifiche delle multe fanno in modo che i 90 giorni siano elementi, un termine suggestivo, perché ad esempio il comune di Torino entro i 90 giorni lo lascia alle poste, poi il tempo della raccomandata, quello, anche se ci impiega anni, interrompe i termini. E è lo stesso cosa che tu avrai provato con delle ditte. Noi abbiamo delle società, dei proprietari che mandano raccomandate a altre società, magari l'affitto di un negozio a una ditta straniera, sai, quelle che adesso nascono come funghi, no? Chiedono in affitto. Se tu gli devi mandare una raccomandata, no? Esiste il fatto che tu la mandi, paghi, perché questi la PEC non ce l'hanno e quindi non puoi dialogare in tempo reale, mandi una raccomandata, questi non la ritirano, con la scusa della finita giacenza passano dei mesi prima che tu possa procedere tramite un'istanza legale, giudiziaria, per far valere i tuoi diritti. Per cui nella tecnologia, dove con una PEC in un minuto hai la risposta, in questo contesto esistono queste norme borboniche della finita, come si chiama, terminata giacenza, cioè tu, la posta ti manda l'avviso, dopo 2 o 3 giorni ripassa, dopo 3 giorni se non vai la mette, inizia la fine, passa un mese perché devono esserci 30 giorni, e quindi tu come proprietario o come società che devi in qualche modo far valere dei tuoi diritti, ti trovi a dover dire aspetto 2 mesi. Tu immagina una persona che ha un locale dove paga spese condominiali, paga tutto, 2 mesi per qualcuno che ha solo quello come reddito diventa un onere
che lo Stato gli fa pagare in termini economici, pur avendo tutte le ragioni di sto mondo, no? Quindi quello che dicevi tu è giusto, e quindi il fatto di un bollettino postale che oramai per ridurre i costi non ti mandino solo l'accredito della cifra, ma senza spiegarti del perché e del per come, e che quindi il problema poi della contabilità è del soggetto, no? Mentre prima col bollettino avevi la causale e tu la riportavi, invece adesso magari questo ti ha pagato qualcos'altro e devi andare tu a capire quello che... E quindi scarichi sempre sul cittadino oneri che queste imprese parastatali non vogliono più avere. Per cui ti dicevo, non siamo una società moderna come in altri paesi dove queste cose non ci sono. Sì, abbiamo con noi intanto anche, dai, cambiamo argomenti, va, non parliamo di burocrazia che abbiamo portato dalla prima parte. Parliamo delle nostre belle auto. C'è un bel argomento su Milano interessante, così vediamo se Torino ci batte stavolta. Ingegnere, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno ai radioascoltatori, buongiorno e ben trovati. So che non c'è Luigi stamattina, non so per quale motivo, cioè problemi. Luigi, forse voi Luigi sapete qualcosa? Arturo, spiega tu, visto che tu per fortuna c'eri. Ha avuto un problema sanitario, è stato ricoverato un giorno al CTO di Torino. Tu Diego, ciao Diego, prima di tutto buona giornata e grazie di essere con noi. Ha avuto un problema, un piccolo incidente domestico, però che l'ha portato ad avere 7-8 punti di sutura in testa e una notte ai grandi traumatizzati del CTO, e adesso appunto in convalescenza si sta riprendendo, però non è ancora in grado di sostenere il peso della trasmissione, quindi io e Claudio lo sostituiamo molto indegnamente. Quindi Diego, questa è la situazione, per cui adesso illustraci tu le novità che ci sono. Io non sono in grado, non sono capace come Luigi a fare le domande o porti i problemi, ma tu sai qual è il nostro settore, quindi ti cedo la parola. Ciao Diego. Sì, grazie. Rimaniamo comunque in Italia ultimamente, e quindi coinvolgiamo anche Milano e le grandi città del nord, insomma, ecco. Singolare, parlando anche di burocrazia. Io conosco bene l'industriale Diego Dalla Valle, non solo per questa comunanza del fatto che ci chiamiamo con lo stesso nome così, ma l'industriale della calzatura, insomma, ecco, è un vero e proprio industriale, perché ha fatto di un piccolo brand, come dicevate prima, un vero e proprio lifestyle, cioè un modo di vivere, ecco. Quando l'industriale Diego Dalla Valle ha partecipato, ecco, al restauro del Colosseo, dopo un paio di mesi è stato inquisito a Roma. Spero che non accadi lo stesso a Milano, dove il sindaco Sala ha chiamato, ecco quello che ha detto lui, proprio ci è venuta l'idea, detto così, ci è venuta l'idea di chiamare un grande industriale, perché sanno che Diego Dalla Valle, nonostante come tanti altri industriali che noi abbiamo avuto, vedi Olivetti, vedi Pininfarina, tutte altre, e anche grandi industriali, anche donne, così, Diego Dalla Valle è particolarmente sensibile alla cultura, e quindi spende volentieri qualche milione per restaurare, per partecipare al restauro di Palazzo Marino. Spero che non venga indagato, insomma, spero che a Milano considerino questa sua azione al pari di una sorta di mecenatismo moderno. Ecco, chiudiamo sta parentesi, poi magari ne parleremo più avanti. In effetti, cosa che riguarda più la tua persona, Arturo Caligaro, è quello del nuovo piano regolatore che vede Torino, vede Torino lanciata verso questo grande rinascimento, dove qualcuno finalmente si è reso conto da progetto, e poi chiaramente la politica dovrà poi gestire i tempi e anche i modi, ma anche Milano siamo uguali così. Per cui questo nuovo
rinnovamento, dove qualcuno si è reso conto che i grandi immobili dismessi che sono fermi lì da 40-50 anni e forse più, forse possono diventare hub, per usare un termine moderno, per chi è meno magari avvezzo agli inglesismi, un posto dove far rinascere l'intera comunità. Ecco, poi il politico quale sei, così potrebbe far capire meglio cosa vuol dire prendere un vecchio palazzo, ormai vecchio, ma comunque sempre nuovo come ideologia, come per esempio il Palazzo Nervi a Torino, il Palazzo del Lavoro, farlo diventare qualcosa per l'inclusione sociale. Io personalmente da industriale, da progettista non le capisco queste cose, nel senso che quando qualche industriale vuole partecipare così allo sviluppo urbano, gli vengono messi sempre un sacco di bastoni tra le ruote. Poi adesso, visto che c'è il PNRR, si fanno progetti multimilionari. Questo è un po' quello che mi è rimasto, è notizia di un paio di giorni fa, ecco, comprese le grandi rotonde che, come tu ben sai, Arturo, su Torino stanno facendo un sacco di problemi, ecco, anche di velocità. Ne abbiamo già parlato e adesso pare che sia la notizia proprio del giorno. Rimaniamo quindi in Italia, non vorrei andare a parlare di cose che tipo Trump che fa aumentare il prezzo della benzina e siamo tutti lì che non sappiamo cosa fare. Rimarrei su queste cose qua. Mi piacerebbe sapere come, perché sarei chiamato anche da politico a gestire questo progetto, ecco, come ne pensi e cosa si può dire al pubblico. Prego Arturo, prego a voi. Sì, il progetto del piano regolatore di Torino è affascinante, perché quello attuale, fatto da Gregotti decenni fa, oramai è obsoleto, anche perché sono cambiate le condizioni economiche, soprattutto di una città come Torino che era basata sull'automotive, e si trasforma anche come vocazione economica, quindi dall'automotive deve passare a inventarsi qualcos'altro. E il problema del piano regolatore, che sovente è visto come un'azione speculativa, no? Chi ha dei terreni cerca di ricavarci il massimo utile costruendo palazzi, chi ha palazzi vetusti cerca di aumentare la cubatura per cercare di avere una rendita superiore, e non è visto invece come quello che dovrebbe essere uno strumento di pianificazione che grava sulle spalle dei cittadini, quindi partire dalle infrastrutture, partire dalla qualità della vita, come possono essere il verde, i parcheggi, i trasporti, e quello che in qualche modo consente ai cittadini di vivere bene, no? Cioè, nella nostra Costituzione non è come quella americana dove la felicità è contemplata, da noi è molto più asettica, e quindi questi concetti e questi principi che dicevi tu di inclusione, perché una città deve includere ma deve dare degli elementi di vivibilità che possono essere graditi. Allora bisogna generalmente discernere dalle scelte urbanistiche, è un tema molto ampio, perché una parte della politica cerca di dargli un'impronta ideologica, no? Cioè, io ti faccio l'esempio, in un comune della cintura di Torino che è principalmente di centrodestra, quando un'amministrazione di centrosinistra prende il potere, generalmente cambia il piano regolatore per cambiare i cittadini, quindi costruire case popolari, che è una cosa buona e legittima, per cercare in qualche modo di portare il consenso dei cittadini dalla loro parte. Il caso di Torino, noi abbiamo visto prima della realizzazione del piano di Gregotti con le varie spine, spina 1, spina 2, spina 3, che non sono completamente realizzate, che hanno generato molti problemi. Una di tutti molto banale è Piazza Baldissera, no? Con la realizzazione e l'interramento della ferrovia, con la realizzazione della spina, e ha creato dei problemi, proprio perché la pianificazione non è stata fatta con quei principi e quei criteri etici che
che citavo prima, no? E tu Diego, che anche tu sei abbastanza nel settore, ne converrai, no? Certo. Torino, c'è l'idea a Torino di tutto quello che è vecchio è tutto da mantenere. Allora, io quello che è storico, artistico, che ha un valore artistico, è chiaro che ha la massima tutela, ma non per il fatto che un palazzo ha più di 50 anni deve essere tutelato, perché se questo palazzo è brutto può essere anche modificato e reso più bello, magari un'operazione edilizia, un'operazione economica può starci anche la demolizione e la realizzazione di qualcos'altro migliore e che possa garantire degli standard, no? Cioè mancano Sì. parcheggi in una zona periferica, si destinano i primi 2 piani di questo fabbricato a parcheggi pubblici, no? E poi da lì parti in su a costruire le abitazioni, no? Visto che non puoi dismettere aree oramai in alcune zone e non fare come fanno i comuni, che per ripianare i bilanci cosa fanno? Monetizzano gli oneri di urbanizzazione, cioè tu devi dismettere, che ne so, 5 posti auto, non hai lo spazio, vabbè, mi dai qualcosa al comune e puoi costruire lo stesso. Quei 5 posti auto pagati non è che il comune li realizzi in prossimità, quelle risorse lì le spende per qualcos'altro, no? Per magari pagare la manifestazione alla Società per la Palestina Libera, ecco. Oppure pagare le bollette da Scatasuna fino a poco tempo fa. E quindi bisognerebbe avere questa logica e questa etica, e speriamo che chi progetterà il piano regolatore di Torino tenga in considerazione questi principi, che l'obiettivo non è la speculazione edilizia o un tornaconto economico, ma è proprio il miglioramento della qualità della vita per i cittadini che vivono in quella città. E quindi non so, Diego, se tu concordi a questo principio. Sì. Questi sono indirizzi politici, magari poi tu nel tecnico hai qualche informazione più approfondita, quindi ti lascio la parola. Sì, no, giustamente. Allora, Torino so che vuole ritornare a essere la 4ª città più grande d'Italia, dopo chiaramente Roma, Milano e Napoli. Io vedo comunque, do un'occhiata agli sviluppi di queste, soprattutto per esempio Napoli, ultimamente sembra che sia diventata proprio adesso facciamo un pochino, giochiamo un po' a questa geografia nazionale, anche perché così almeno chi ci ascolta, soprattutto i giovani, comincia a inquadrare un po', perché vedo che molti giovani la geografia proprio non riescono neanche più a studiarla, eccetera. Comunque la città di Napoli, per esempio, sta diventando proprio una grande capitale industriale proprio del sud, ecco, sta rubando anche posti di lavoro a quella che è Roma, e ci sono anche tanti investimenti europei, diciamo, su quello che è il territorio campano, ecco, e vuole anche la volontà chiaramente di fare impresa, creare start-up, soprattutto per quanto riguarda la scienza e anche la tecnologia. Quindi insomma c'è un po' di corsa, ecco. Giustamente ha detto che ricordiamolo che Torino sta abbandonando questa vocazione dell'automotive fino a un certo punto, perché come già detto anche in passato rispetto a Milano mantiene ancora una certa attenzione, vuoi per l'aerospazio, vuoi per l'automotive, per quanto riguarda per esempio l'insediamento di nuovi players, cioè di nuovi costruttori che vogliono il Piemonte perché è strategico per la Francia e per la Svizzera e anche per lo stesso Corsica, per tutto ciò che riguarda, ecco, cosa che altre città per ora non offrono. Mi piacerebbe che comunque il nuovo piano regolatore, per tornare così, veda un pochino quello che è stato fatto a Milano con l'Expo, ecco, dove non si è buttato via nulla e qualcosa esiste ancora e bene o male, insomma, la viabilità è leggermente
io lo vedo un pochino, insomma, leggermente un pochino migliorata, ma anche perché comunque c'è anche più attenzione a quelle che sono le nuove tecnologie dell'automotive. Ecco, insomma, non ho ancora visto, per esempio, un'attenzione, ne abbiamo sempre parlato noi così da questa radio, che insomma ringrazio sempre, l'attenzione a quelle che sono le nuove tecnologie a cui noi, soprattutto per l'automotive, a cui noi ci stiamo proprio avvicinando a grandi passi, vedi l'ibrido, l'elettrico, l'idrogeno, i nuovi carburanti e tutte queste cose che sono delle grandi sfide, sono dei grandi treni che le città dovrebbero prendere, ecco, perché sono lì pronti, però come si è detto prima, è una burocrazia molto farraginosa e anche molto, addirittura con i bollettini postali che non arrivano, quindi con grandi servizi come le poste italiane, così, che dovrebbero anche aiutare lo sviluppo delle grandi città, perché sono nati per questo, diciamolo, e invece, come diceva Lipodio prima, invece si defilano e non fanno neanche quello che è la loro base. E lascio volentieri il commento, insomma, ecco, perché se mancano queste cose... Purtroppo, non si va del salve. Prego. Sì, purtroppo così accade, che aziende di Stato, che quindi dovrebbero lavorare per avere come unico plus, come unico più, il benessere del cittadino, hanno come plus il benessere del bilancio, a discapito del cittadino, perché da una parte gli tolgo servizi, quindi gli tolgo le agevolazioni che aveva prima, e dall'altra parte gli complico la vita talmente tanto e gliela faccio anche pagare. E quindi amministratore, risolvo. Vorrei ricordare che molto probabilmente questa mancanza, eccetera, adesso sappiamo tutti, per chi non lo sa, diciamo, insomma, per chi così, che Poste Italiane e TIM hanno fatto una joint venture, insomma, si sono in qualche modo fuse. Questo dovrebbe nel progetto così portare delle migliorie, ma come diciamo, come si dice sempre, poi però nella realtà questa fusione porterà poi a grandi punti interrogativi. Lo vedremo nelle prossime settimane. Prego. Ma io dico una cosa, io oggi sono in Bulgaria, sono qui perché ho una serie di visite mediche, ho da seguire la burocrazia sanitaria anche qui, ovviamente per l'incidente che ho avuto 2 mesi fa in Italia. Ma io sono collegato con una fibra ottica che mi è arrivata direttamente in casa in 2 ore da quando ho fatto la richiesta nel negozio, ho pagato il contratto, dopo 2 ore c'erano i tecnici a casa mia a tirare il filo, a tirare la fibra ottica. Ho una velocità spaventosa in ingresso e in uscita uguale, io non ho 50 mega e 2 dall'altra, qui se io ho 100 di qua e 100 di là. E il mio internet funziona benissimo. In Brasile, dove vado spesso, c'è la stessa cosa, ti portano anche magari 2 chilometri di fibra ottica per portarti internet dentro casa, e la velocità anche là è molto importante, nonostante sono in una zona abbastanza sperduta del Brasile, sulla costa, quasi sul confine, quindi con l'esterno. E da noi invece tutto funziona così. La fusione team poste, speriamo porti qualcosa di buono. Io grandi cambiamenti per adesso non ne ho mica visti. Poi magari ci sorprendono, voglio proprio sperarlo, che non sia sempre solo il bilancio l'obiettivo. Purtroppo come dire, l'Italia, come diceva anche l'architetto Calligaro prima, sconta una burocrazia che frena tantissimo non lo sviluppo tecnologico, ma l'applicazione, che è diversa, cioè le grandi tecnologie che ci sono, per cui la fibra oggi va molto bene, soprattutto per la sanità, per cui un primario dal Brasile, tanto per dire una città da Basilea così, può operare anche a Milano, insomma, e viceversa, ecco. Per cui le tecnologie ci sono, vanno benissimo, ma se poi diciamo chi amministra, come ha detto prima proprio Arturo Calligaro, si perde in tanti meandri, in tanti
tanti piccoli cavilli burocratici la gente può anche morire, gli ospedali non hanno, oppure i servizi non ci sono, e credo che questo sia una cosa che purtroppo solo Arturo potrà dirci come regolarci. Prego. Sì, occorrerebbe prima di tutto portare in porto quella grossa proposta di riduzione della burocrazia che era iniziata qualche anno fa e si è persa per strada, perché appunto occorrerebbe smaltire il numero di leggi che ci sono nel nostro paese, che a volte contrastano una con l'altra. Abbiamo leggi, circolari ministeriali, DPCM, DPR e tutta una serie di apparati normativi che l'individuo, la persona che vuole aprire un'attività economica o deve ottemperare a fornire documentazione si perde, ha bisogno di consulenti che a loro volta sono anche in difficoltà, per cui il primo obiettivo proprio è quello della semplificazione, ma non vedo ancora una volontà ferma in questo contesto, perché si continuano a sformare leggi nuove che vanno a modificare quelle precedenti quando sarebbe opportuno. Appena modifichi una legge abroghi quella precedente, fai delle leggi quadro, no? Per tutto, le leggi quadro sull'urbanistica, sul codice della strada, invece no, hai una serie di interventi normativi successivi che modificano e quindi poi ti perdi, ed è questo vuol dire perdere tempo. Come sappiamo tutti, il tempo è denaro, se tu prendi un consulente per risolvertelo lo paghi, e questa è la dimostrazione plastica di quello che vuol dire avere una burocrazia farraginosa come la nostra. Questo è quello che ritengo opportuno. Il primo intervento in Italia sarebbe la riduzione della burocrazia, e non servirebbe una riduzione della pressione fiscale, perché già riducendo la burocrazia è già una riduzione della pressione fiscale implicita in questo provvedimento. Quindi finisci di pagare bollini, bollette, diritti di qua e di là, e questo è un vantaggio. Avresti il vantaggio di non dover ricorrere a dei consulenti se vuoi fare un documento, per cui vorrebbe già dire lanciare la nostra economia. È la prima sfida che io ritengo si debba fare qua nel nostro paese, poi tutto il resto va bene, e come diceva appunto Diego giustamente, allora sì che puoi mettere in campo azioni che facciano partire la nostra economia e lasciare spazio alle professionalità che ci sono nel nostro paese, come quella di Claudio, cavolo, che ha dovuto trasferirsi in altri paesi per poter sviluppare il suo progetto economico, ed è questo è un grosso danno. Lui in Italia non ha potuto svilupparlo proprio per la burocrazia, è l'esempio plastico e lampante di quello che vuol dire un lacciuolo burocratico, vero Claudio? Assolutamente sì. Siamo al termine, siamo in chiusura, la regia mi sta bussando che abbiamo bruciato in modo bellissimo questa trasmissione. Io volevo dare a voi un attimo per i saluti e poi chiudere in questa trasmissione. Io saluto e auguro una buona giornata e un buon fine settimana agli ascoltatori, ma soprattutto ringrazio voi, Claudio e Diego, di gestire questa trasmissione in questo modo professionale, e ringrazio soprattutto la regia e la radio che ci dà questo spazio. Quindi un augurio di una buona giornata, e a voi lo spazio per i saluti, per i vostri saluti. Buona giornata. Approfitto anch'io per lasciare gli ultimi minuti così per passare un pensiero chiaramente a Luigi Sinatora, e poi lo sentiremo, insomma, ecco. Un augurio di buon fine settimana ai gentili radioascoltatori di Radio Libertà, e grazie a tutto, alla prossima. Ok, chiudiamo questa trasmissione con un minuto di ritardo.
Un abbraccio a tutti voi, grazie per averci ascoltato, grazie alla regia per il grande supporto e la pazienza mia, perché purtroppo io ho la vista ancora un po' incasinata e non è che riesco a scrivere così veloce come fa lei, la regia, ma ogni giorno migliora qualcosa, quindi migliorerà anche questo. E ci sentiamo alla prossima. Un abbraccio grosso grosso a Luigi, ci sentiamo nei prossimi giorni, stai sereno, tutti ci siamo. Un abbraccio a tutti. Avete ascoltato